In questo momento, luglio 2021, noi abbiamo numeri superiori, positivi superiori al luglio 2020 e poi sappiamo che cosa è capitato a ottobre. 24 i contagi nell'Uslotto Berica solo nella giornata di martedì 20 luglio. Nel fine settimana se ne sono contati 46. L'età media è di 33 anni ma tende rapidamente ad abbassarsi e la variante Delta è quella prevalente e si torna a ricoverare. Da ieri abbiamo un paziente in terapia intensiva, non vaccinato, sessantenne. Dunque oggi più che mai diventa fondamentale vaccinarsi, mentre un nuovo fenomeno avanza. Ai Novax si aggiungono i negazionisti del tampone. Al momento l'Uslotto diplomaticamente è riuscita ad ovviare con il tampone salivale, ma se il fenomeno dovesse aumentare. Qualora fossimo davanti a una patologia procrastinabile, quindi che può aspettare, credo che utilizzeremo questo tipo di percorso. E in tempo di vacanze il tampone torna prepotentemente alla ribalta per gli ingressi e rientri dall'estero con la nuova ordinanza del presidente Zaia, raccomandato quello molecolare o antigenico per i non vaccinati per chi arriva da ben 14 paesi, dal Regno Unito alla Bulgaria passando per Grecia, Spagna, Slovenia, per citarne alcuni. Tamponi eseguibili in aeroporto o nei punti tamponi territoriali entro le 24 ore. Tampone obbligatorio o anticipazione del test di screening per lavoratori e operatori della sanità, obbligo esteso a chi rientra da paesi extra Unione Europea. Sul tema Green Pass, infine, l'invito è di scaricarlo attraverso il portale del governo, che è l'unico in grado di emetterlo.